Oggi ragazzi, questa sera parleremo di una cosa molto insolita. In effetti, dopo le esplosioni, dello Stromboli, si sono rivelati alcuni movimenti anomali del mare a Palinuro e a Marina di Camerota e tutto, nel Cilento. In effetti c'è stato questo aumento, dell'acqua, quindi come potrebbe essere un piccolo tipo tsunami. Il pericolo in effetti è che possa essere ancora più potente, Per ora, l'acqua si è mossa di poco, di pochissimo, però i rilevatori hanno rilevato questa anomalia. In effetti su tutta la costa fino a Marina di Camerota si è avuto questo, aumento di poco, però c'è stato in effetti. Difatti, dopo le due forti e inattese esplosioni di ieri, delle 16:45 e delle 17, dopo circa 30 minuti in alcune spiagge si sono avuti un movimento anomalo dell'acqua con abbassamenti e sollevamenti di alcune decine di centimetri. Sì, sì, bene, spero che pure tu stai bene. Sì, sì. Sì, in effetti anche c'è stato questo ritiro dell'acqua e aumento dell'acqua, sai, quando si ritira l'acqua e poi arriva il botta, in effetti come lo tsunami vero e proprio, e quindi sono stati una decina di centimetri, però c'è stata, quindi non è, loro hanno paura che possa essere più forte, quindi questa è la paura che giustamente stanno commentando geologi, sismologi, di fare attenzione anche sulle coste perderebbe tutto, il territorio, tutta la costa occidentale in effetti e quella anche, siciliana, quindi ci sta questo pericolo che se fa qualche altra. Ah, non mi hanno pensato, non darle retta. Qua, come dicono loro, non si tratta di fare allarmismo, ma di avere una corretta informazione, visto che il problema tsunami comunque esiste, dice. Quindi è meglio che, come dicono anche, il sindaco di Stromboli e gli altri sindaci, della costa cilentana, di Maratea, di tutto questo, costa cilentana e siciliana, tutti i sindaci giustamente dicono che si deve prendere qualche provvedimento perché comunque il pericolo tsunami è reale. Uno non è perché vuole fare giustamente allarmismo, ma purtroppo si deve fare qualche cosa per ridurre i danni in caso avvenisse questa cosa. Quindi tutti quanti stanno cercando spiegazioni come giustamente arginare questo problema. Quindi diciamo che lo Stromboli in effetti ha generato anche una nube piroclastica che è arrivata in Calabria. Pensate un po', cioè non è stata una cosa piccolina. Le coste italiane sono a rischio tsunami e giustamente tutti quanti i sindaci dei vari comuni giustamente reclamano una sicurezza in effetti. Non è che i sindaci vogliono essere allarmismi oppure vogliono fare casino o far mettere paura alle persone, però giustamente guardano il proprio interesse del comune e quindi vogliono giustamente delle spiegazioni più immediate, delle precauzioni che si possono prendere o qualche cosa che avvisi prima che arriva questa onda, come in effetti come sappiamo quando in Giappone capita che arriva uno tsunami e ci sta un allarme, una sirena che quando suona, no, no, quando suona in effetti capiscono che sta arrivando lo tsunami, quindi si dovrebbe mettere tipo un sensore che in caso che ci sia questo sbalzamento dell'acqua avvisa chiunque sia nella zona che c'è un pericolo di tsunami e quindi le persone vanno via dalla costa. Quindi dovrebbero mettere queste cose che purtroppo qua in Italia secondo me non le metteranno nemmeno né mai, anche perché lo tsunami, ed è vero che qui è raro, però può capitare, quindi però adesso visto e considerato che lo Stromboli comunque ha fatto ritirare l'acqua di 10 cm e poi l'ha fatta ritornare, quindi questo non è far mettere paura alle persone.
No, no, in effetti le scosse ci sono state, guarda, ci sono state due forti che sono partite dall'esplosione e quindi sott'acqua è partita l'acqua e è arrivata sulle coste, è salita di 10 centimetri l'acqua, cioè, Anna, quindi si è ritirata e allora puoi andare su qualsiasi sito che vuoi tu e metti tsunami e diciamo come esplosione a stromboli e tsunami e vedi quante pagine web ti esce la stessa cosa che ti sto dicendo io. Non è che io dico bugie oppure altre cose. Io quando dico una cosa è perché l'ho letta minimo almeno 50 volte su qualche sito web italiano, estero, inglese, da tutte le parti li vado a leggere, quindi prima di fare video io controllo sempre, non è che mi metto qui e mi metto a dire non mi permetta proprio, anche perché sono argomenti che non si scherza, quindi non è fatto dell'asteroide, queste cose qui, se è vero, Apopis, sono cose reali, vere, che stanno accadendo in queste, diciamo, ore, quindi non mi permetterei mai. Sì, sì, Gianni, vai a controllare stesso tu, metti eruzione stromboli e tsunami e vedi che ti escono su Meteo Web, su Meteo IT, ma su tutti i media che vuoi ci sta. C'è stata questa cosa che i sindaci giustamente mo si stanno allarmando un po' perché Pestum, Agropoli, Casavelino, Ascea, Maria, Policastro, Sapri, Maratea, sono tutti quanti a rischio in effetti, se capita uno tsunami, in effetti tutti questi sindaci hanno detto il rischio tsunami è reale, quindi qualcosa si deve fare, oppure un allarme, una cosa, quindi qualche cosa si deve mettere. Anche qui vedi questo cartello che io ho messo sul video, salire sul cratere solo con guida autorizzata, quindi vuol dire che è pericoloso. Già questo è un cartello che stava scritto già da sempre, non è che l'hanno messo mo'. Quindi già lo Stromboli in sé per sé è sempre stato un vulcano con attività esplosiva, quindi sta bello scritto, non è che... Però giustamente ragazzi, i sindaci di tutte di questi comuni che vi ho detto hanno paura. Sì, ma quello dicono di mettere qualche sensore come sta in Giappone, capisci? In Giappone tu come hai visto quando capita che arriva lo tsunami, emette una sirena talmente forte che tutta la costa capisce che devono scappare dalla costa, quindi allontanarsi il più possibile dalla spiaggia. Quindi se mettono i sensori pure qua diciamo, sul lato nostro del mare e quando la gente sta vicino al mare e sente questa sirena, allora uno ha il tempo di andare via, capisci? Perché calcola che più o meno arriva 10 minuti da quando è partita la scossa dall'acqua. Poi anche se diciamo, non avviene lo tsunami, però perlomeno la gente è andata via, capisci? Può partire una scossa diciamo dall'acqua, no? Si prevede lo tsunami, attivano diciamo, la sirena, quindi vanno via. Poi se non arriva lo tsunami comunque sono stati bravi che hanno messo diciamo in salvo le persone, quindi è una cosa penso positiva. In Giappone infatti quando sentono questa sirena vedete e vai io tutto bene e avanti, però adesso vedendo che questi vulcani comunque stanno un po' dando fastidio, devono fare qualche cosa anche per noi, diciamo in effetti. Anche qua a Salerno noi abbiamo non dimentichiamoci ragazzi il Marsili fa ancora più, lo Stromboli è un giocattolino, cioè questo qua adesso noi ci stiamo dicendo ma sarebbe una cosa bene, le persone che vanno dalla spiaggia riescono a salire nei palazzi, voglio dire io pure a Salerno, ma non si può fare tranquillamente in effetti, perché la gente si allontana dalla costa e può salire nei palazzi alti in effetti. Ma giustamente senza un'attivazione di una cosa, come fai a sapere se ci sta uno tsunami o no? Quando purtroppo vedi che l'acqua si ritira e poi arriva, ragazzi, parliamoci chiaro. Io certe volte quando vedo il mare dico ragazzi fate sempre attenzione, quando il mare si ritira, cioè che va indietro, scappate sempre, scappate, non fermatevi,
perché quando il mare incomincia a ritirarsi è segno che sta risucchiando l'acqua e poi arriverà di botte, quindi lo tsunami è questo in effetti, cioè anche se un asteroide colpisse la Terra, la prima cosa che fa ritira tutta l'acqua per poi buttarla con tutta la sua forza, quindi diciamo è così ragazzi, io quando vado alla spiaggia vedo sempre se l'acqua tende diciamo a regredire, però fortunatamente non mi è mai capitato. Però di infatti la cosa dello tsunami è proprio questa, cioè il suo ritiro e poi arriva con la sua violenza, questo è. Sì, sì, l'ho fatto così, non mi piace più parlare così con la diretta che con l'omino. Anche perché devo trovare un omino più, quello è tipo di un cartone, quindi è per i bambini, come ha detto una signora. Sì, lo so, però capisco che, come dici tu, andò, però come si dice, aiutati che Dio ti aiuta, quindi se fanno qualche cosa di positivo, in effetti sarebbe ancora più una cosa più sicura per noi, quindi per me, diciamo, per la costa calabrese, per la costa siciliana. Penso che queste cose dovrebbero stare in tutte, diciamo, le coste dove sta il mare, in effetti, non solo qui. In Giappone è vero che stanno avanti anni e anni, però si potrebbe avere anche quella tecnica che hanno loro anche qui in Italia. Basta solo che i comuni, scusami, prendono tanti denari, lo usano in maniera a volte inappropriata, quindi un po' di denaro per fare una cosa buona penso che si possa anche fare. Vabbè ragazzi, vi lascio, ci sentiamo più tardi, vediamo qualche informazione, qualche aggiornamento, voglio della California, voglio di qualche altra cosa e vediamo la situazione come sta, ci sentiamo più tardi. Ciao Gianni, ciao Ale, ciao Antonio, ciao a tutti ragazzi, buona serata, ci sentiamo più tardi.